Hildegarda e Marietto Veneziano. Seleziona il tuo destino. Unisciti a noi. Unisciti al nostro canale Telegram. Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a Ana Live. Oggi parleremo dei pranzi gratis che non esistono e anche di non farsi, in un certo senso, tour. Insomma, non dico fregare, ma insomma, è vero che non esistono i pranzi gratis, però neanche esagerare e, insomma, buttare via i propri risparmi e i propri averi in magari operazioni esoteriche dai dubbi gusti. Ma prima di fare questo vi chiedo di iscrivervi al canale di Hildegarda, il canale del vostro Marietto Veneziano, e di venirci a trovare nei nostri gruppi social, i casti sacerdotali e Ragionica, Radiestesia, Astrologia ed Ermetismo. Bene, iniziamo un po' a parlare un po' di questi pasti gratis. Abbiamo avuto una buffata dal 2010-2012 di gente che vedeva arrivare astronavi con le carrozze, mandava luci colorate, Reiki, chi, insomma, un po' di tutto. Abbiamo avuto un minestrone di scienze esoteriche a buon mercé, no, della serie pranzi gratis, ma lo sapete anche voi, quelli che seguono dal Marietto dal 2010-2012, che di pranzi gratis in questo mondo non ce n'è. È inutile illudersi, bisogna impegnarsi e il vostro Marietto vi ha sempre spiegato che quando la stalla è bella, piena e c'è e il gioco è ancora bello intero, non bisogna lesinare. Quando invece il gioco è rotto e la stalla è aperta e le vacche sono scappate, chiaramente questa è una metafora, naturalmente allora lì bisogna investire di più. Quindi a tutte quelle persone che pensano che ci sono i pranzi gratis sui social, beh, beati loro che possono vivere sperando, ma sapete che chi vive sperando poi va a finire, non lasciatelo dire Marietto, quindi bisogna investire. Io mi ricordo anni fa che una grandissima multinazionale di informatica, visto che insegnavo informatica, aveva aperto una succursale di stampanti vicino ai nostri uffici ed era arrivato un signore, cioè era arrivato il direttore generale di questa multinazionale, era il direttore generale per l'Europa. Ed era venuto accompagnato da un signore più giovane, loro parlavano tedesco in questo caso qua, no? Io chiaramente non sapevo il tedesco, ed erano venuti a vedere la nuova sede e si erano i nuovi uffici e visto che era adiacente al mio ufficio, dopo qualche giorno mi sono messo a parlare con il responsabile vendite di quella multinazionale che aveva aperto l'ufficio a fianco al nostro. E così gli ho chiesto, ma senti, ma quel giovane, insomma, io sto parlando di 20 anni fa più o meno, e quel signore lì avrà avuto massimo 40 anni, 45, no? E il direttore generale sui 60, 65 anni, insomma, quelli lavorano sempre. Ma non ne fa gli ho detto, senti, ma quel tizio che era vicino a lui, a me mi sembra che era un po' carico di energie negative. E sto parlando con il responsabile della vendita della zona, della regione in cui per cui erano venuti a vedere questo ufficio, no? E mi dice, ma sai chi era quel signore lì? Io dico, no, però insomma ho visto che aveva delle energie estremamente brutte vicino, sembra quasi che insomma era lì. E mi dice, sai, per questa multinazionale e per l'Europa, quel signore vicino al direttore generale era, secondo quella multinazionale, è il più potente mago europeo. Allora io ho detto, ah, adesso ho capito perché ci aveva intorno tutte queste energie nefaste. E così parlando con questo capovendita della regione di questa multinazionale, dice: Ma sai cosa ha detto? Perché lui chiaramente, questo capovendita, parlava tedesco. Ma sai cosa ha detto questo mago al direttore generale della multinazionale? Io dico, perché chiaramente avendomi incontrato, si era fatto un'idea anche degli uffici che c'erano a fianco. Lui, questo mago, era venuto a controllare un po' dove era stata aperta cioè, questo ufficio della multinazionale.
Mi ha detto che se il mondo fosse giusto, tu dovresti essere il presidente della multinazionale mondiale. Anche io mi sono messo a ridere e ho detto, beh, effettivamente quel mago, modestamente a parte, ci ha visto giusto. Allora, visto che il mondo non è giusto e i pasti non sono gratis, è vero che bisogna pagarli, ma il giusto, però non bisogna neanche farsi fregare, perché ogni giorno sento persone che lavori esoterici li strapagano e vengono anche consigliati male. Mm? Quindi il vostro marietto cosa vi consiglia? Vi consiglia di pagare giusto il pranzo, non credere nella New Age del vi mando luci colorate, che poi ve l'ho spiegato in tantissime pillole che vi mandano egregore e nel migliore dei casi vi succhiano l'energia. Non credete in queste cose da New Age, dovete orientarvi su consulenze professionali adeguate al vostro bisogno, chiedere magari anche dei preventivi, no? Chiedere anche maggiori informazioni, dovete insistere per sapere sempre di più. Però pranzi gratis non ce n'è, qualsiasi cosa, come vi ho già spiegato anche in altre pillole per le sibille interattive gratuite. Quando uno fa una domanda, dopo 6 mesi deve rifarla, non è che deve come un loop infinito, perché si sta autofatturando e se prima c'era un barlume di possibilità, dopo chiaramente la situazione degrada. Quindi, cari amici, il tema di questa pillola è pranzi gratis, non ce n'è, è da illudersi, ma neanche buttare i soldi giù nel gabinetto. Bisogna sempre orientarsi verso esoteristi che abbiano le competenze, le qualità e le bravure animiche. Bene, cari amici.